Cominciamo oggi, sabato 10 gennaio del 2026, una serie di 10 incontri sul tema da dove veniamo, dove stiamo andando. Sono i percorsi che vogliamo approfondire, che ci hanno portato alla situazione di oggi e che devono servire assolutamente anche a far uscire non solo informazioni ma anche idee per il futuro. I temi sono quelli più importanti, non tutti ovviamente, certi temi non ci sono, non abbiamo potuto coprire tutto lo scibile umano, però l'economia, la politica, l'urbanistica, l'ambiente, la salute, i movimenti, le energie, la mobilità e le arti. Le arti sono solo 4, ma ce ne sarebbero tante altre, ma sarà il soggetto, saranno l'argomento di un secondo ciclo che sicuramente si farà a partire da ottobre. Sono questi incontri rivolti non solo ai presenti qui oggi a Mestre, ma a tutti quelli che vorranno vedere queste conferenze, questi video che andranno in un canale dedicato con questo nome, da dove veniamo, dove stiamo andando, su YouTube, e poi saranno utilizzati a partire da settembre-ottobre di quest'anno in tutte le scuole medie superiori, dove gli insegnanti sia dei licei che dei tecnici vorranno ricevere gratis il libro in cui queste relazioni verranno pubblicate. E quindi si tratterà di un'attività educativa, una specie di educazione civica tra virgolette a larghissimo raggio e ambientale, che è finanziata dalla Fondazione ICU, Istituto Consumatori Utenti. Perché gratis? Stamperemo 10.000 copie di un libro e lo distribuiremo gratis, perché questa fondazione ha come scopo quello di divulgare i diritti dei consumatori, dei cittadini, e a questo scopo insomma vengono utilizzati i suoi fondi, che per fortuna possiamo utilizzare. Io ne sono il presidente, era stata fondata da Tito Cortese, è un'eredità di tasca nostra, insomma, e cominciamo. Purtroppo soltanto in audio, perché c'è sciopero dei treni e quindi non ho potuto arrivare da Vecchiano di Pisa fino a qui e tornare a casa sua oggi, ed è Francesco Gesualdi, che tutti conosciamo come grandissimo esperto dei problemi mondiali dei consumatori, anche promotore di iniziative molto forti di boicottaggio di multinazionali che hanno calpestato i diritti dei bambini, eccetera. Francuccio, tu ci stai sentendo? Sì. Adesso ti colleghiamo con l'altoparlante e con Francuccio Gesualdi, che è economista, esperto in problemi internazionali, dei consumi in particolare, allievo di Don Milani, lui e suo fratello, che purtroppo non c'è più, che qualcuno di voi addirittura ha conosciuto, davvero Cristiano personalmente. Francuccio Gesualdi completerà questo primo incontro, sapendo che questo incontro, tanto perché si capisca, è il più difficile degli incontri che noi abbiamo organizzato, e l'abbiamo messo per primo apposta, perché sapevamo che era un osso duro. Però tutti voi, chi non ce li ha, avete i testi scritti, che vi assicuro che sono stupendi, vi assicuro, e li capite studiandoli. Saranno i 2 primi capitoli del libro che noi pubblicheremo a settembre per gli insegnanti e gli studenti delle superiori. Quindi la parola a Francuccio Gesualdi. Comincia pure. E la relazione che non avete in mano ve la distribuisco. La seconda relazione. Posso andare? Vai. Sì, vai pure. Ok, sì, buonasera a tutti. Mi dispiace per questo collegamento di fortuna che mette in difficoltà anche me, perché parlare così e non sapere dove finisce la mia voce non è molto piacevole. Tra l'altro c'è un ritorno di voce che mi disturba abbastanza, ma cercherò di ignorarlo. Spero che voi mi sentiate bene. Intanto vorrei fare una precisazione. Io non sono un economista, nel senso che non ho in tasca una laurea in economia,
ma io credo anche che questo sia un punto di vantaggio per parlare di economia, perché l'economia noi la subiamo ma non la determiniamo, e questa è una grande tragedia. Allora ecco, io credo che noi, se vogliamo davvero dire di vivere in un mondo, la capacità di intenderci di economia e di saper dire come deve essere organizzata. Pensando così al tema di oggi, l'economia degli ultimi 80 anni, dal dopoguerra ad oggi, mi prefiggo soprattutto così di fissare alcune pietre miliari, non di entrare nei dettagli. E direi che questi ultimi 80 anni possono essere divisi in due periodi. Un periodo più breve che va dal 1950 fino alla fine degli anni 70 e quello successivo che arriva fino ai giorni nostri e che è ancora in corso. Se volessimo dargli un nome a questi due periodi, direi che il primo periodo, quello che va dal 50 fino all'inizio degli anni 80, che è stato anche definito il trentennio glorioso, lo potremmo definire come un sistema economico di mercato regolamentato a orientamento sociale. Poi vedremo un attimo quali sono i suoi connotati. Il periodo successivo invece è un periodo di economia di mercato selvaggio, deregolamentato, a orientamento padronale. Usiamo i nomi per quelli che sono, perché noi non viviamo in un sistema qualsiasi. Il capitalismo non è un sistema neutro, il capitalismo ha una sua storia, nasce dal 1200, nasce ad immagine e somiglianza dei mercanti, dei banchieri, dei finanzieri, e noi tutti siamo stati poi costretti a doverci adeguare alle sue regole, per cui ecco, usciamo fuori da quest'idea che l'economia sia una scienza neutra che cerca di capire come va organizzata la produzione e la ricchezza per servire tutti. No, non è assolutamente così. Il capitalismo è un sistema ben preciso, organizzato al servizio delle imprese, delle banche per servire i loro interessi, e noi siamo costretti ad adeguarci a quelle che sono le sue regole. E niente meglio di quello che sta succedendo oggi ci fa capire come le cose stiano organizzate così, insomma, per guardare soprattutto a quello che sta succedendo in America, la politica di Trump, eccetera, eccetera. Allora, volendo tornare a noi, il primo periodo, quello dei 30 gloriosi, che come ha spiegato il relatore precedente, è stato l'inizio del grande cambiamento economico in Italia. Siamo passati da un mondo agricolo ad un mondo industriale, un cambiamento che non ha riguardato soltanto l'Italia, ma ha riguardato un pochino tutta Europa. È un periodo che sicuramente è stato influenzato intanto da due fattori esterni, come diceva il relatore precedente, il piano Marshall, questa iniezione di risorse finanziarie da parte degli Stati Uniti, con possibilità di comprare i prodotti che venivano dagli Stati Uniti, niente è mai regalato. E poi direi la creazione del mercato comune europeo, che era fondamentale per permettere alle imprese di certe dimensioni di poter avere un tipo di produzione che in qualche maniera fosse più efficiente, in quanto riusciva ad avere dei mercati un pochino più vasti, e all'epoca, non sentendosi le imprese grosse che stavano emergendo, e in Italia appunto la Fiat è stata sicuramente uno dei capisaldi, non sentendosi ancora forti per poter affrontare il mare aperto della globalizzazione, si erano quantomeno organizzate per avere un mercato più basso di quello nazionale, quindi il mercato europeo. Ma accanto a questi due elementi c'è un terzo elemento che è caratteristico di questo periodo, ed era l'influsso del pensiero economico del tempo. Ricordiamoci che tutto il mondo veniva da una grande crisi finanziaria, che poi è diventata una crisi economica,
economica, una crisi produttiva iniziata nel 29, anche se non era l'unica che il sistema capitalista aveva vissuto dai suoi inizi. Insomma, il capitalismo va ripetutamente incontro a crisi per varie ragioni, ma una fondamentale che in fin dei conti ha sempre messo in crisi il sistema è stata la capacità di chiudere il cerchio fra produzione e vendite, perché il sistema vive il lavoro come un nemico. Il sistema capitalista ha questa particolarità che ci vede come persone che sono fondamentalmente un costo quando entriamo in fabbrica la mattina, e quindi la sua tendenza è voler cercare di dare salari quanto più bassi possibile, e poi però quando andiamo la sera al supermercato vorrebbe che avessimo il portafoglio gonfio per poter spendere molto e quindi assorbire tutto quello che la macchina produttiva è stata capace di produrre. Ecco, il capitalismo è sempre vissuto in questa contraddizione, a volte ha capito che doveva dare più spazio alla possibilità dei lavoratori di poter guadagnare di più per poter assorbire tutto quello che il sistema produce. Altre volte invece ha la tendenza opposta a vedere il lavoro come un costo che va compresso, però questo poi me lo mette in difficoltà sul piano delle vendite, e continua ancora ad altalenare tra queste due tentazioni, insomma, e non ha ancora trovato la quadra. Durante il periodo fra le due guerre, la grande crisi aveva coinvolto le due sponde dell'oceano. Negli Stati Uniti Roosevelt aveva capito, o forse più che averlo capito, forse aveva intuito che se voleva ridare slancio all'economia doveva in qualche maniera cercare di avere lo Stato come promotore che faceva un po' da motorino di avviamento, e quindi ci fu il cosiddetto New Deal, per cui lo Stato investiva molto in opere pubbliche, cercava di creare posti di lavoro, i posti di lavoro poi si trasformavano in salari da spendere. Nello stesso periodo ci fu anche Ford, questo imprenditore intelligente ma forse anche molto egoista, che aveva capito che se voleva produrre molte automobili e venderle doveva permettere ai lavoratori di poter guadagnare di più, se no le automobili finivano per accumularsi nei magazzini. Quindi ecco, fu l'insieme di questi due elementi, il fatto che la classe padronale capisse che dovesse dare salari più alti e contemporaneamente il potere politico capiva che il sistema da solo non era in grado di rimettere in moto la crescita, che Roosevelt organizzò le cose in una maniera tale per cui lo Stato fu un grande iniettore di risorse finanziarie per finanziare le grandi infrastrutture che poi rimettevano in moto così tutto il processo occupazionale. Ecco, direi che nello stesso periodo l'economista inglese Keynes aveva anche teorizzato questo tipo di interventi, intanto cominciando a dire che l'obiettivo dell'economia deve essere quello di creare la piena occupazione, che era uno stravolgimento di valori, se vogliamo, insomma dava un obiettivo sociale all'economia piuttosto che un obiettivo puramente individualista, capitalista, che è quello di ricercare il massimo profitto. Keynes aveva anche capito che il sistema da solo non riusciva a venire fuori dalle proprie contraddizioni e che c'era la necessità di una forza esterna che lui individuava nello Stato, che d'imperio fosse anche capace di fare debito se necessario, per cercare di rimettere in moto una macchina che poteva avere così le risorse per poter produrre di più, ma che non riusciva a resuscitare perché i meccanismi interni lo portavano alla paralisi. Ecco, diceva, lo Stato in fin dei conti come agente esterno poteva avere questa capacità. Questi due elementi, l'economia che deve essere finalizzata alla piena occupazione, quindi una ragione sociale, e lo Stato che come
forza esterna di cui il capitalismo ha bisogno per poter funzionare, soprattutto quando viene dalle crisi, avevano fatto sì che ci fosse una linea di pensiero che vedeva nello Stato una forza che aveva, oltre che il dovere, il diritto di intervenire, e che doveva in qualche modo cercare di orientare l'economia in una logica sociale, prima di tutto per la piena occupazione e poi anche per riuscire a risolvere tutti i disagi sociali che affliggono la società. Quindi ecco, il boom italiano nasce in questo contesto. Il professore che ha parlato prima ha anche parlato così dell'intervento di tutta una serie di imprese di Stato che all'epoca esistevano, l'IRI, l'ENI, che loro stessi poi erano agenti che contribuivano così alla messa in moto della crescita economica in Italia. Quale fu l'effetto da un punto di vista sociale per quanto riguarda il rapporto fra capitale e lavoro di questa situazione? Che la posizione dei lavoratori si rafforzò molto sia perché c'era un vento che era favorevole alla loro posizione, ma anche perché sappiamo che quando si va verso la piena occupazione la posizione dei lavoratori si rafforza, hanno più potere contrattuale e quindi riescono ad ottenere salari più alti. All'epoca i salari più alti erano una logica accettata da tutti, anche dal mondo padronale. Abbiamo fatto riferimento a Ford come una delle menti più illuminate che aveva capito, prima ancora dei sindacati, che aveva interesse ad avere dei lavoratori che guadagnassero di più. E quindi ecco, nel complesso negli anni 60 abbiamo così un rafforzamento del potere sindacale che riesce a strappare aumenti salariali importanti, istituti come la Scala Mobili che permettevano di poter adattare così i salari all'inflazione che eventualmente si poteva creare, e quindi ecco, complessivamente la forza contrattuale era più sbilanciata verso i lavoratori che non verso il padronato, e questo non avveniva soltanto in Italia, avveniva a livello europeo. Tutti ricorderanno il 68 che nasce in Francia, che non era soltanto un movimento culturale che riguardava così i giovani, che riguardasse la liberazione di carattere sessuale, ma era pilotato dal mondo dei lavoratori in Francia che occupavano le fabbriche, che in qualche modo volevano anche andare oltre la semplice attività sindacale e cercare di costruire un sistema economico nuovo che fosse più incentrato sui lavoratori e sulla finalità sociale che non sul padronato. Tutto questo mise una grande paura al mondo padronale del tempo, anche perché si stava registrando concretamente uno spostamento di ricchezza dai padronato ai lavoratori. Questo era un dato che emergeva non soltanto dalla quota di prodotto interno lordo che andava ai salari, all'epoca era attorno al 70%, ma anche per la quota di profitto che si stava vedendo un po' in tutta Europa. Ad esempio il tasso di profitto scende dal 15,8 nel 69 all'11% nel 73. Negli Stati Uniti si ha una cosa analoga, scende dal 15% al 13,1%, in Gran Bretagna dal 9,3 all'8%, quindi un pochino ovunque questa politica keynesiana stava spostando la ricchezza dal mondo padronale al mondo dei lavoratori, e questo cominciava a stare stretto al mondo padronale, che negli anni 70 comincia a chiedersi come riorganizzarsi per cercare di avere il sopravvento. E si passa gradatamente da una logica keynesiana a una logica invece che è stata battezzata come neoliberista. E siccome c'era bisogno della collaborazione della politica,
i grandi capi di Stato che iniziarono questa transizione da una politica keynesiana ad una politica liberista furono prima la Thatcher in Europa alla fine degli anni 70 e subito dopo Reagan negli Stati Uniti, e poi a traino un pochino tutto il resto dell'Europa venne dietro, insomma, magari in tempi un pochino diversi. Allora, quali sono i capisaldi della nuova concezione, della concezione liberista? Intanto l'affermazione che lo Stato non deve intervenire, tutto deve essere affidato ai meccanismi di mercato. Allo Stato viene negata la possibilità di gestire qualsiasi attività che può essere occasione di profitto per le imprese. E ohimè, fra queste attività c'è anche la sanità, e oggi noi lo vediamo, si sta andando sempre di più verso la sanità privata, il pubblico si organizza smantellando la sanità pubblica affinché sia potenziata quella privata e avendo come obiettivo magari il modello statunitense che è quello dell'assicurazione, insomma, no? Per cui se te vuoi essere curato ti fai la tua assicurazione privata e riceverai le cure tanto quanto l'assicurazione, per quanto ti sei coperto tramite l'assicurazione, quindi tutto sarà privato. La scuola stessa rischia di andare in questa direzione, ma ovviamente i primi comparti che vennero privatizzati furono quelli dei trasporti, furono quelli della telefonia, furono quelli dell'acqua, furono quelli dei rifiuti, e insomma è questo processo che inizia in Gran Bretagna, poi ha invaso un pochino tutta l'Europa e che noi oramai vediamo che lo Stato possiede praticamente più niente da un punto di vista produttivo, ha messo tutto sul mercato, si è mantenuto qualche fetta nelle poste, parlando dell'Italia, si è mantenuto qualche fetta nel mondo delle armi, poi vedremo come il mondo delle armi nel tempo presente gioca un ruolo fondamentale. Ecco, diciamo che le privatizzazioni sono un elemento fondamentale di questo nuovo periodo, e poi la grande richiesta del padronato allo Stato cercare di contenere la forza sindacale, e la Thatcher da questo punto di vista fece una vera e propria repressione in ambito sindacale, e anche noi l'abbiamo visto, insomma, noi ci stiamo arrivando a scoppio ritardato, ma il famoso Statuto dei diritti dei lavoratori varato nel 73, poi negli anni successivi si è fatto di tutto per smantellarlo, ahimè anche da parte di forze che si richiamavano a valori di carattere sociale, insomma, no? Abbiamo visto lo stesso Renzi che ha cominciato così a mettere in discussione la difesa dai licenziamenti dei lavoratori. Ecco, in questo contesto arriviamo ad un altro passaggio che è in linea di continuità con il liberismo, ed è la globalizzazione. In che cosa consiste in fin dei conti? La globalizzazione è il tentativo di trasformare il mondo intero in un unico mercato, un'unica piazza finanziaria, un unico villaggio produttivo. Diciamo che la globalizzazione è l'ultimo stadio di un processo di trasformazione che è pilotato dalle multinazionali. Nel tempo si sono strutturate delle forze economiche con una capacità sovranazionale che non potevano assolutamente continuare a vedere i confini nazionali come il loro mercato di riferimento, perché oramai avevano assunto delle dimensioni troppo ampie e quindi avevano bisogno che il mondo intero fosse trasformato in un mercato al loro servizio.
ed hanno fatto di tutto per cercare di avere questo tipo di trasformazione, soprattutto negli anni '80, quando poi siamo approdati all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è la formalizzazione di questo nuovo orizzonte economico, appunto del mercato mondiale, dove le merci non hanno nessun limite, non hanno nessun ostacolo di carattere doganale, non hanno nessun ostacolo di carattere legislativo, e questa impostazione è durata grosso modo fino a una decina di anni fa. Poi da una decina di anni si è cominciato a vedere che c'è un cambiamento e ci sono le proprie ragioni. Quello che va capito è che la globalizzazione si accompagna ad un altro fenomeno. Allora, le multinazionali pensavano che aprendo i mercati a livello mondiale avrebbero fatto un sacco di affari. In realtà gli affari erano limitati alla resa dei conti, perché il mondo è vero che è grande da un punto di vista della popolazione, ormai siamo 8 miliardi di persone, ma il numero di persone che nel mondo hanno i soldi in tasca per poter comprare ciò che le multinazionali producono non sono così tanti. Grosso modo si fermano a metà della popolazione mondiale, forse anche qualcosa di meno. I conti con i quali le multinazionali non avevano appunto valutato erano che 5 secoli di colonialismo avevano trasformato in povertà più di metà della popolazione mondiale, che di fronte alle notizie, alle vetrine ci passano, ma non entrano mai dentro ai supermercati per comprare, e quindi da un punto di vista del mercato sono semplici zavorra. Allora ecco, nel momento in cui le multinazionali hanno ottenuto la globalizzazione dei mercati, quel grande mercato mondiale che sognavano di fatto non esiste. Il mercato mondiale è un piccolo mercato che è conteso tra tante imprese di grandi dimensioni, e allora hanno spostato l'attenzione dal tentare di vendere di più a cercare di produrre a costi più bassi. E si è messo in moto tutto un fenomeno per cui il vecchio mondo industrializzato ha cominciato a perdere posti di lavoro a vantaggio di pezzi di produzione che se ne andavano in altre parti del mondo, dove c'erano dei lavoratori che erano capaci di fare le stesse mansioni dei loro colleghi europei o statunitensi per salari infinitamente più bassi. E tutto questo ha avuto delle ripercussioni sul mondo del lavoro dell'Occidente. Innanzitutto c'è stato così un aumento della disoccupazione e c'è stato un ricatto da parte padronale. Noi oggi siamo liberi di andare dove vogliamo. Se voi volete continuare ad avere un lavoro, dovete accettare che sia un lavoro con meno diritti. Quindi siamo andati verso la precarietà, siamo andati verso una possibilità per il patronato di poter licenziare in maniera molto più facile, siamo andati verso una caduta dei salari. Ed oggi lo vediamo, insomma, lo sappiamo molto bene, se riguardiamo come è ripartito la ricchezza tra salari e profitti, vediamo che i salari sono scesi grosso modo attorno ad una quota del 55% rispetto ad un 70% di 30 anni fa, e invece i profitti sono saliti in maniera proporzionale. Ed arriviamo ai giorni d'oggi, se vogliamo, che appunto noi conosciamo bene, appunto perché il lavoro è sempre più precario, lo Stato interviene sempre meno, è sempre meno disposto ad avere un ruolo guida nell'economia, ma è sempre meno disposto anche a finanziare quelli che un tempo erano servizi essenziali che andavano garantiti ai cittadini, proprio perché la parola d'ordine è privatizzare sempre di più. Allora, in questo contesto il sistema si trova di nuovo in difficoltà. Intanto ci sono stati tutta una serie di cambiamenti, perché oltre
alla dimensione produttiva ha preso campo la dimensione finanziaria, e anche questo è stato figlio del fatto che i salari non sono più distribuiti in una maniera tale da permettere di assorbire tutto ciò che la tecnologia è capace di produrre. Questo è stato sempre un grande problema per il sistema capitalista, vedendo il lavoro come un nemico, come un costo da comprimere, ha sempre cercato di potenziare la ricerca tecnologica per cercare di aumentare la resa del lavoro, e contemporaneamente però non era disponibile il patronato a dare degli aumenti salariali, e quindi si arrivava alla situazione in cui la produzione aumentava sì, ma non veniva venduta, si accumulava nei magazzini, e questo poi creava delle difficoltà per il buon funzionamento del sistema. Ecco, quando si è creata la globalizzazione che ha spostato la ricchezza dai lavoratori ai padroni, loro si sono trovati con una grande massa di denaro tra le mani, ma che farne? Ovviamente non la volevano tenere sotto il materasso, perché il capitalismo ti dice che le imprese devono cercare di fare sempre più profitto che devono reinvestire per poi avere altro profitto ancora, la logica dell'accumulazione che fa parte di questo sistema. Ma in un mondo in cui non ci sono più prospettive di buone vendite, non ha più senso investire nell'attività produttiva, e allora ecco che i grandi profitti che si facevano a livello internazionale si sono orientati verso la finanza, cercare di fare soldi attraverso i soldi, che in fin dei conti da una parte significa cercare di guadagnare sui prestiti che si danno a coloro che hanno bisogno di denaro e che non ne hanno, quindi è tutto il mondo creditizio, il mondo bancario, ma poi c'è tutta la finanza speculativa che cerca di far passare la ricchezza da una tasca all'altra, quindi la ricchezza non cresce, ma semplicemente chi più ne ha cerca di fare le scommesse per prendere la ricchezza che è finita nelle tasche altrui, e se la cosa riesce andiamo verso una concentrazione di ricchezza sempre più ampia. Ecco, in ogni caso questo spiega perché nel mondo in cui non si riesce a piazzare tutto ciò che si produce per l'ingordigia della classe padronale, cresce la finanza, e poi alla fine si possono avere delle grandi crisi che sono provocate piuttosto da una finanza mal gestita che non da una produzione mal gestita, ed è la crisi del 2008, che è stata una crisi totalmente finanziaria, che ha investito il mondo bancario. Il mondo bancario ha un ruolo strategico nel sistema in cui viviamo. Se il mondo bancario fallisce l'intero sistema. La crisi del 2008, che era una crisi speculativa, aveva coinvolto il mondo bancario. Il sistema bancario di tutto il mondo, e soprattutto quello europeo, rischiava di andare verso il fallimento. Ed ecco che gli stati sono intervenuti indebitandosi pesantemente per salvare le banche, che avevano fatto tutta una serie di investimenti speculativi che si erano poi dimostrati delle perdite. Quindi ecco, siamo oggi in una situazione abbastanza complessa, dove il sistema non ha assolutamente risolto le sue contraddizioni interne. Direi che per certi versi, ideologicamente parlando, siamo tornati all'Ottocento, e questo gli impedisce di portare avanti il progetto, il sogno che continua ancora a coltivare questo sistema, che è quello della crescita permanente. Purtroppo ecco, il nucleo centrale di questo sistema è cercare di accumulare sempre di più, sia a livello individuale che a livello collettivo, per cui la crescita infinita è un caposaldo di questo sistema. E c'è un problema oggi il sistema, che non vedendo più nello Stato, riconoscendo più nello Stato la forza esterna
che ha il dovere, oltre che il diritto, di intervenire per cercare di rilanciare l'economia, il capitalismo non ha più gli strumenti per poter uscire fuori dalle sue sacche, per cui non sa come fare per cercare a potenziare la crescita in un sistema in cui tutto è organizzato per portarlo verso la crisi. E cosa si è inventato nei giorni d'oggi? Nei giorni d'oggi ciò che il sistema si è inventato per cercare di promuovere la crescita, non riconoscendo allo Stato il diritto di intervenire e soprattutto di intervenire in ambito sociale, si sta inventando le armi, il riarmo come mezzo per cercare di rilanciare la crescita. E noi oggi lo vediamo, sappiamo che la spesa militare è in crescita a livello mondiale, l'Europa stessa ha deciso di investire pesantemente nel riarmo, Ursula von der Leyen si auspica che l'Europa da qui ai prossimi 10 anni spenda 800 miliardi in più negli armamenti, l'Unione Europea ha stanziato 150 miliardi di euro da mettere a disposizione degli Stati sotto forma di prestito affinché potenzino l'industria delle armi, e appunto dicono che questa mossa va fatta non soltanto per proteggersi da fantomatici nemici che sono tutti da dimostrare, ma perché questo può essere il nuovo modo dell'epoca moderna per cercare di rilanciare la crescita, che è un assurdo, perché in fin dei conti appunto si investe per crescere attraverso dei meccanismi che ci impoveriscono invece che ci arricchiscono, perché gli Stati si indebitano per attività produttive che non ci porteranno benessere, ma che ci porteranno invece l'industria della morte. Ma a questo punto si pone una grande domanda, e la grande domanda è se abbia ancora senso puntare alla crescita. E quali sono i motivi che ci dicono che no, che oggi se un orizzonte dobbiamo inseguire è piuttosto il contenimento che la crescita? Direi che l'elemento che dobbiamo prendere in considerazione è la questione ambientale. Allora, noi sappiamo che il pianeta è a soqquadro, dopo 150 anni di crescita che ha spolpato le risorse del pianeta, e sappiamo che questo sistema si è costruito sulla disponibilità di combustibili fossili a buon mercato, e quindi e non soltanto quelli ma anche molti altri minerali. Noi abbiamo spolpato il pianeta in lungo e in largo da tutti i punti di vista, non soltanto le risorse non rinnovabili ma anche quelle rinnovabili. Voi sapete che tutti gli anni c'è una data che cade d'estate dove cade l'Overshoot Day, che ci dice che noi siamo arrivati al tempo in cui abbiamo esaurito tutte le risorse che il sistema naturale è capace di metterci a disposizione in maniera rinnovabile, insomma, no? Quindi sul piano delle risorse noi sappiamo molto bene che il pianeta dopo 150 anni di crescita si trova messa malissimo, non soltanto le risorse non rinnovabili ma anche quelle rinnovabili, e fra queste citerei l'acqua. Sappiamo che è la risorsa più scorsa, ma citerei anche l'aria. A Taranto lo sanno molto bene, non hanno più aria da respirare in maniera sana, insomma, no? Quindi ecco, le risorse che se ne stanno andando, e dall'altra stiamo accumulando una quantità enormi di rifiuti. Quello che vediamo e su cui oramai anche il sistema concorda è il rifiuto anidride carbonica che sta facendo cambiare il clima. In un primo momento il sistema sembrava disponibile a metterci una toppa, oggi no, è tornato fuori Trump che dice che i cambiamenti climatici sono una balla, che bisogna cercare di dare impulso all'economia e al mondo degli affari, e che la questione ambientale non esiste. E di fatto mi pare che questo impegno
che i paesi faticosamente si erano presi a partire dagli anni 90 e che poi aveva approdato all'accordo di Parigi per cercare di limitare così l'aumento della temperatura terrestre oltre 1,5 gradi centigrado, oramai non sia più un obiettivo che sia perseguito. Però i problemi sono tutti lì, è inutile che continuiamo a nasconderci, insomma, no, semplicemente non li vogliamo riconoscere e facciamo la scelta di andare a sbattere contro il muro, non sappiamo bene quale sarà l'avvenire dell'umanità, allora, però se vogliamo dire che una prospettiva la vogliamo avere, deve essere quella di cominciare a dire che non ci sono più gli spazi per crescere, che dobbiamo cominciare a voler costruire un'economia che faccia i conti col senso del limite. Noi dobbiamo accettare di vivere in un pianeta che non ha potenzialità infinite, che ha dei limiti ben precisi, e noi dobbiamo costruire un'economia che faccia i conti con questi limiti e che nel contempo abbia tutta una serie di aspirazioni, che è quello di permettere a tutti di poter vivere dignitosamente nella piena inclusione lavorativa. E io direi che da questo punto di vista, se noi facessimo un programma politico che va in questa direzione, noi troveremmo molti simpatizzanti, ma nel contempo abbiamo un freno che ci riporta nelle braccia di questo sistema, e questo freno si chiama posto di lavoro. Noi viviamo in un sistema che ci ha impoverito di tutto, ci ha lasciato come unica possibilità per poter provvedere a ciò che ci serve per vivere un lavoro che ci faccia guadagnare dei soldi che poi andiamo a spendere al supermercato. Abbiamo bisogno di un lavoro salariato per riuscire a sbarcare il lunario. Allora ecco, il problema è proprio questo: noi non accettiamo l'idea di un'economia diversa da quella di oggi perché non riusciamo ad avere una prospettiva diversa del come riuscire a provvedere a noi stessi. Allora, io credo che un grande tema su cui dovremo fare delle riflessioni se vogliamo davvero costruire un'economia sostenibile è come pensare un'economia diversa che permetta alle persone di poter vivere fuori dal lavoro salariato. Questo è un tema nuovo, non siamo abituati ad affrontarlo, non sono abituati ad affrontarlo i sindacati, siamo troppo infognati dentro a questa logica per cui si lavora, si guadagna e si spende per riuscire a pensare delle ipotesi alternative, ma questo dal mio punto di vista è il problema. Se noi non troviamo altri modi per riuscire a garantire alle persone di poter vivere fuori dal lavoro salariato, non ne usciremo, perché il lavoro salariato ha bisogno di crescita. È così, lo sappiamo molto bene, le imprese sono disponibili a darci un lavoro, ma soltanto se vendono ciò che producono. Se non lo vendono, il lavoro non ce lo danno. Noi questo sistema lo conosciamo molto bene e quindi noi non accettiamo un sistema che ci proponga il senso del limite se non gli risolviamo quest'altro problema. Allora, per riuscire a costruire una società sostenibile da un punto di vista ambientale, noi dobbiamo risolvere questo problema del come garantiamo la possibilità a tutti di poter vivere senza dover ricorrere al lavoro salariato. Questo è il grande tema su cui dobbiamo cominciare a riflettere. Dal mio punto di vista delle soluzioni ci sono, significa cominciare a porsi una grande domanda: ma il lavoro a che cosa serve? Solo in questo sistema il lavoro serve a guadagnare un salario e noi siamo diventati tutti degli stacanovisti, siamo diventati dei consumisti che in nome del posto di lavoro hanno fatto del consumismo una virtù. Ma noi dobbiamo cominciare a dire che il lavoro è quell'attività che dobbiamo svolgere per permetterci di poter soddisfare i bisogni.
E non è vero che l'unica forma di lavoro possibile è il lavoro salariato. Anzi, dobbiamo cominciare a potenziare tutte quelle forme di lavoro che sono applicate direttamente ai bisogni da soddisfare, perché questa forma di lavoro non ha bisogno di accrescere i consumi. Se io sono una persona che mi faccio da solo la mia legna per scaldarmi in casa, non ho bisogno di dipendere dagli acquisti degli altri, come invece succede quando io sono costretto a comprare il pellet. Allora devo guadagnare un salario in una fabbrica che è organizzata per vendere e ha bisogno di consumatori, dopodiché io guadagnerò uno stipendio col quale posso comprare il pellet. Se io la legna me la produco da solo, io posso chiedere agli altri di consumare il meno possibile, perché mi stanno facendo un grande danno, perché consumano le risorse che dovrebbero andare ai miei figli e perché producono un sacco di rifiuti che mi stanno danneggiando. E questo discorso del cercare di applicare il lavoro direttamente ai bisogni da soddisfare lo dobbiamo applicare anche in ambito collettivo. E allora ecco la grande provocazione che io faccio: se noi vogliamo costruire davvero un mondo sostenibile, dobbiamo anche immaginare un pubblico che, oltre ad essere molto più ampio, più potenziato, abbia la capacità di funzionare in maniera diversa rispetto alla tassazione del reddito. Dobbiamo cominciare a ipotizzare la tassazione del tempo. Noi abbiamo una grande quantità di tempo a disposizione, grandi competenze, dobbiamo mettere direttamente a disposizione della collettività, perché con questo modo lavoreremo tanto quanto basta. Quando avremo soddisfatto i bisogni che abbiamo individuato, poi smetteremo e non avremo più questa fregola di voler creare posti di lavoro a tutti i costi. Allora, ecco, dobbiamo uscire fuori da questa logica per cui l'obiettivo è creare lavoro. No, dobbiamo cercare di lavorare il meno possibile per avere il tempo da poter dedicare a tutte le altre dimensioni. Ecco, allora tutto questo richiede di pensare il lavoro da un punto di vista culturale, ma ripensare tutta l'organizzazione del come produciamo la ricchezza, del come la gestiamo, e io credo che da questo punto di vista i grandi temi su cui dovremo riflettere sarà il ruolo del lavoro individuale, il ruolo del mercato, il ruolo del pubblico, e il pubblico soprattutto, oltre che quali sono le funzioni che deve svolgere, come deve funzionare. Ecco, io con queste suggestioni ti lascerei. Si sente? No? Sì, mi sente perché io la voce. Mi sente, però devo parlare al microfono. Perché lui senta. Allora, avete sentito che... Come? Io ho acceso. Io ho acceso. Vai? Pronto? Sì. Cuccio è andato oltre al tema da dove veniamo e è entrato di peso sul tema dove vogliamo andare. E le cose che lui ha detto sono ovviamente enormi. Chi ha letto le pubblicazioni di André Gorz sa che questo tipo di proposte hanno 30 anni in Francia. André Gorz, le 7 tesi per cambiare la vita, riportava esattamente queste ultime proposte che ha fatto Francuccio. André Gorz, un economista socialista, è un nome, è un pseudonimo, non è il suo nome, non so se tu lo conosci. E io sono cresciuto su quella linea lì, insomma. È una linea però, tra virgolette, di utopia, no? Cioè, puntiamo lì, ma non si può puntare lì pensando che non esistano decine di milioni di persone che invece lavorano e vivono di lavoro salariato. Però puntare lì vuol dire puntare alla riduzione dell'orario di lavoro per avere più tempo per farsi le cose, per non avere bisogno di... Cioè, insomma, sono dei passaggi, no? Dei passaggi importantissimi, che non sono bianco e nero, ma sono tutte le sfumature di grigio per arrivare poi al bianco. Questa cosa è
è solo l'inizio di una discussione. Andandosene via prima Corradopoli ho detto quando io parlerò, che sarà il relatore fra 2 incontri, quindi saremo a marzo, riprenderò alcuni dei temi che sono usciti oggi perché non aveva neanche il tempo di elaborarli. Avete sentito che ha fatto un intervento troppo criptico, insomma, su queste cose. Io chiederei se ci sono domande da fare a Francuccio subito, adesso, e se Beppi Tatera ha delle sue valutazioni da fare rispetto all'intervento. Prima sentiamo se ci sono domande e poi conclude Tatera. Prego. Sì, questo sono Gesualdo, non so. Spiega molto ampiamente quello che purtroppo è la questione. E il problema però più importante è che siamo in un periodo di guerra, dove le industrie vivono di guerra. Fincantieri stessa ha salvato il proprio impero facendo navi da guerra in tutto il mondo. Ha lavorato con la Lockheed facendo 100 combat ship, navi veloci da combattimento, sta facendo 5 corvette sempre da guerra con l'Indocina, sta costruendo una grossa e grande portaerei verticale capace di portare bombe, purtroppo nucleari, in cantieri. E questo l'idea di Bono appunto di abbandonare per 2 anni quello che era il bianco, cioè le navi da crociera, e impegnarsi per salvare il proprio maloppo, diciamo, convergendo tutto in guerra. E chiaramente che però c'è un problema importante: il salario dei lavoratori che lavorano in questi cantieri è diviso perché il capitale ha spaccato il mondo del lavoro, non c'è più la lotta di classe che prima potevamo erigere con le questioni, ci sono stipendi e stipendi. In America c'è un cantiere, il Lockheed, dove le saldatrici donne di colore prendono 6 euro all'ora, il saldatore uomo di colore ne prende 9 e invece il saldatore bianco ne prende 21. Quindi anche in questo caso qua hanno spaccato effettivamente le questioni. Poi l'altra questione più brutta è che sono 10 anni che i minatori resistenti del sindacato di colore in Sudafrica stanno resistendo a una nuova occupazione dell'impero britannico. A questo livello qua o ci ricordiamo che per avere un'unità rispondere a quello che ci ha causato la Thatcher dobbiamo vedere tutto il mondo unito, quindi veramente partire da una lotta di classe e poi fare anche un nostro discorso interno, quando abbiamo fatto alcune scelte sbagliate in cui tutto gratis, invece dobbiamo dire chi ha paga e chi non ha effettivamente arriva lo stato sociale. Per me una risposta a questo capitalismo invadente, a questa economia di guerra, andrebbe data così, tenendo conto però che dobbiamo lavorare per una pace sicura. Ci sono altri? Altrimenti la parola a Tatera. No, aspetta, te lo domando io. Sì, fatti vedere. Sì, ecco, mi sente, spero che anche Francuccio senta. Hai sentito Francuccio finora? Perfetto, ho sentito benissimo. Faccio una domanda io. La particolarità italiana del contenimento del potere sindacale che si è verificato negli anni 60 e nel 90 con la legalizzazione delle partite IVA private individuali, no? E l'introduzione del co-co-co, che è stata di fatto una liberalizzazione totale del mercato del lavoro a scapito delle capacità sindacali di costituire delle trattative serie, insomma. Ecco, è lì che si è verificata, diciamo, il contenimento vero se non ho capito male, della capacità dei sindacati di richiedere adeguamenti dei costi del lavoro, no? Da lì in poi è successo. Ma questa cosa non ho capito se è una particolarità italiana di aver legalizzato, come dire, il lavoro a co-co-co e a partite individuali di fatto fuori da qualsiasi regola contrattuale, o se è stata una dinamica che si è vista anche in altri paesi, e finché non si mette mano a quello non si potrà ricostituire una vera capacità sindacale di negoziazione e di trattativa nella ripartizione dei redditi tra lavoro e capitale, no? Fino a che c'è questa situazione credo che non si potrà più recuperare. Ma quanto è possibile recuperare e se è una particolarità italiana, questo chiedo. Facciamo rispondere a Francuccio direttamente.
Allora devo aspettare, tieni qua che devo collegare. Se no mi porta questa domanda perché sennò Sì, un attimo che ti collego. rimane sospesa. Vai. Dunque sì, sulla prima parte della domanda, ovvero sia se la precarietà del lavoro è iniziata quando si è cominciato a prevedere delle forme di assunzioni diverse da quella del lavoro a tempo determinato, come invece eravamo abituati a vedere fino agli anni 80, 90, insomma, poi purtroppo è intervenuto Trevo, è stato il primo che ha introdotto questa idea della precarizzazione con tutta la miriade di forme di assunzione possibili ed immaginabili, che sono tutte a vantaggio del datore di lavoro e che precarizzano il lavoratore. Purtroppo l'ha iniziato un governo di centro-sinistra, non l'ha iniziato un governo di centro-destra in Italia, insomma, no? Ecco, direi sì che questo è stato l'inizio della frana e poi addirittura siamo arrivati appunto con gli interventi rispetto allo statuto dei diritti dei lavoratori a impedire che ci fosse la salvaguardia contro i licenziamenti ingiusti, si monetizza tutto, insomma, si è indebolito sempre di più il mondo del lavoro, un lavoro precario, non soltanto in termini di tempi, ma di tempo, ma in termini di diritti, e quindi insomma la forza contrattuale, lo vediamo, è terribilmente spostata verso il padronato, e lo si vede anche per quanto riguarda i livelli salariali, insomma, no? Tutti dicono che i salari reali sono in caduta libera, insomma, hanno perso grandemente da una ventina di anni a questa parte. Se questo sia un fenomeno che si è avuto a livello europeo, questo non ti saprei dire, non ho fatto questo studio, mi verrebbe fatto di dire che ha riguardato un pochino tutta Europa, ma in Europa sono stati più attenti a cercare di creare delle tutele a carico dello Stato, per cui ecco, nel mondo così più a nord d'Europa si sono introdotte comunque tutti questi elementi di flessibilità del lavoro, però contemporaneamente venivano garantite tutta una serie di interventi da parte dello Stato, per cui l'orientamento è stato quello che è stato poi battezzato come flex security, per cui flessibilità nel mondo del lavoro per permettere al patronato di poter avere un lavoro a costo più basso, e questo costo più basso viene assorbito dallo Stato, che elargisce tutta una serie di previdenze da un punto di vista sociale. Per cui nel nord, se c'è stato, però ha avuto questa caratteristica di avere anche dei paracaduti di carattere sociale, almeno fino ad ora. Poi cosa succederà da in avanti non si sa. Invece così, nella nostra Italia quello che abbiamo avuto la flessibilità, ma non abbiamo avuto contemporaneamente anche la garanzia, e quindi c'è stato proprio un vero e proprio provvedimento per la classe lavorativa. Francuccia, fermati perché sta scadendo l'ora. Sentiamo, grazie. Tatara? No, certamente in Inghilterra siamo abbastanza sulla stessa linea. Sulle partite IVA non saprei dire. Certo, i contratti a, come dire, quello che diremmo cottimo, sono molto diffusi anche in Belgio, in altri paesi, insomma. I contratti a prestazione singola. Per il resto in generale, ma certamente in Italia il problema distributivo si è, diciamo, in qualche modo ha toccato le classi, la vendita, i commercianti, le partite IVA quando è salita la destra al governo, più che con la sinistra, insomma, quando c'è stato il governo Berlusconi c'è stato un ampliamento di queste fasce. No,
per la protezione di queste fasce sociali, basta pensare alla Lega, insomma. Bene, allora abbiamo concluso il primo. Devi fare una domanda? Veloce. Allora, Franco si è fermato al momento in cui la finanza e l'economia sta investendo in armi, sta investendo in armi l'attualità. Il passo dopo non l'ha detto, ma la guerra, perché la guerra per gli economisti e il neocapitalismo non è il massimo, perché consuma le armi e costringe a riprodurre armi in continuazione, poi distrugge e quindi costringe, come in Ucraina e a Gaza, a ricostruire con investimenti enormi. Quindi quello a cui stiamo andando incontro e cui stanno portandoci è l'uso delle armi, quindi la guerra. E questo, tutte le battaglie per la pace che facciamo è per fermare questa deriva che ci porta alla guerra come soluzione finanziaria ed economica per rilanciare l'economia attuale. Sei contro la crescita, insomma, l'abbiamo capito. No, fermiamoci qua, scusate. No, è importante. Leontiev 30 anni fa dimostrò con l'analisi intersettoriale delle matrici che l'investimento bellico deprime il PIL, lo fa calare di un punto rispetto alla dinamica degli altri settori e aumenta l'inflazione di un punto. Quindi per l'economia generale l'investimento bellico è la cosa peggiore che ci può fare, è la cosa meno efficiente che mi risulti. Leonti diceva questa cosa qua 30 anni fa. E recentemente ho fatto delle verifiche con l'intelligenza artificiale, confermano le ricerche recenti questa dinamica depressiva sull'economia reale e complessiva dell'investimento bellico. Quindi è il contrario di quello che ci viene raccontato in termini generali. Dobbiamo spiegarlo ai nostri governanti, anche europei. Noi chiudiamo qui questo primo incontro e ci rivediamo fra 2 sabati, il 24, dove ci saranno 2 temi ma collegati: la politica dal basso, che è il tema della partecipazione, ma vedrete molto sviluppato da Marianella Sclavi, che su questo tema è forse la persona più esperta in Italia, che ha lavorato anche in Europa, infatti parlerà di esperienze anche francesi. E poi ci sarà un intervento del collettivo Disarmarte che attraverso il teatro svilupperà lo stesso tema, ma sarà una rappresentazione teatrale, questo di Loris Trevigiol e del suo gruppo, insomma. Quindi sarà un incontro molto più leggero di quello di oggi, perché oggi abbiamo masticato. Vi invito veramente a leggere le relazioni, chi non le ha tutte e 2 le venga a prendere, perché nelle relazioni ci sono ancora molte più cose di quelle che sono state dette, e io scorrevo e vedevo come era impossibile che fossero riassunte in questi 50 minuti, perché ovviamente, e poi c'è anche la possibilità di approfondire in altra maniera. Ringraziamo ancora una volta il professor Tattara e Francuccio Gesualdi, che non vuole essere chiamato economista, ma economista ha dimostrato di esserlo, e quindi grazie e ci vediamo.